Nelle sale adesso c'è un film che si chiama La zona di interesse. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Ok. E si è aperto un dibattito su questo film perché proprio sul piacere, no? Perché c'è questo senso che i film debbano piacere, nel senso debbano provocare piacere agli occhi dello spettatore. Però questa idea del cinema come guilty pleasure, un anglesismo, però è molto contemporanea. Non credo che in passato tutti i film fossero fatti con quello scopo. Ecco, non è detto che un film debba piacere in quel senso lì, no? Nel senso più superficiale del termine. I film possono essere anche, magari risultare duri, complessi, ma l'importante è che aprino un dibattito sia interiore sia con le altre persone con cui hai visto il film e che ti lasciano qualcosa, ecco. Quindi è chiaro che non credo in niente, non è un film fatto per compiacere il pubblico, perché altrimenti insomma mi sembra abbastanza evidente. Però spero che possa aprire un dibattito e siamo qui per questo. Will you guys just slow it down and make it funky? Ha un piccolo cadeau. Rudo! Che bello! Grazie! Wow! Francesco, Mi piace più quello lì. per aver ospitato il Allora, Che bello! mi oggi piace- regali agli ospiti e a chi ho ospitato gli ospiti. Quindi ringraziamo Francesco. Ringraziamo formalmente tutti e tutte per essere qui questa sera, è molto importante per noi. Ringraziamo nuovamente gli ospiti, a cui farei nuovamente un applauso. Possiamo cominciare con il dibattito. Allora, io direi di passare la parola a Sebastiano, che ha avuto l'idea di, insomma, proiettare il corto, insomma, oltre alla rassegna, anche di proiettare questo corto. E... Scusate, ero ancora fermo la volta scorsa, portate pazienza. Era un film anche l'altro. Era più un corto, era un mediometraggio in realtà. Vabbè. Scusate la gaffa. Passo la parola a Sebastiano. Un applauso per Sebastiano. No. Io non ho molto da dire, ma dato che anche l'altra volta ci hanno detto parlate un attimo voi, fate un'introduzione, non lo so, poi vi lasciamo tutto il tempo che volete. Io sono super fan di questo film, l'ho visto a Treviso, super, cioè sono stato super preso da questo, è bellissimo avervi qui, anche avervi conosciuti, quindi grazie, va bene, adesso basta ringraziamenti, basta applausi. Cioè non voglio fare un'analisi del film né altro, ma posso solo magari condividere la mia esperienza, che per quello che vale, ovviamente, e senza dilungarmi troppo, senza niente. Oltre il film in sé, che per me, ripeto, è molto valido, è molto bello da 1000 punti di vista, è stato bello entrare in una sala e vedere un film fatto nello stesso paese dove vivo, quindi in questo bel paese, che insomma, che in qualche modo, cioè mi sono sentito rappresentato, diciamo, e non solo dalle tematiche, ma appunto anche da un linguaggio che comunque sto iniziando a capire e che parlo con i miei amici, parliamo un po' questo linguaggio, e anche diciamo, la sperimentazione, l'innovazione di ciò, non lo so, ho sentito una vicinanza anche da spettatore film che
poche volte ho avuto, quindi vi ringrazio ancora per questo. Io avrei moltissime domande da farvi, che magari vi ho fatto anche prima, quindi non voglio rubare tempo agli altri. Però forse una che è interessante per me, che ho già sentito, ma forse è interessante da sapere, è come è nato soprattutto la scrittura di questo film, che dicevi dalla parte musicale. Questa secondo me è una cosa molto peculiare. Mi taccio per sempre. Sì, allora intanto è molto bello questo posto che sembra un po' tipo uno studio televisivo col pubblico. So- Mi ricordo quando sono stato da Marzullo, era tipo che tipo ha il mio cognome, ma non siamo parenti. No, quello che hai detto è molto bello, il fatto che tu hai parlato, no, come ragazzo italiano, ti sei riconosciuto nel film ed è una cosa che mi ha mosso nel mettermi a fare Non crede in niente, quindi mi fa molto piacere questa cosa e, e la penso come te, c'è bisogno di fare cose che avvicinano. Insomma, perché fare un film italiano, no? Gli Stati Uniti nel cinema, come nella musica, come su praticamente ogni prodotto culturale, fa la voce grossa, no? È un po' il paese dominante in Occidente e quindi qual è la ragione per la quale una persona deve andare a vedere un film italiano? Probabilmente perché il film italiano parla alle persone in una maniera più profonda, almeno agli italiani, rispetto a quanto possono fare i film americani. Questa cosa avviene anche per esempio nella musica, no? Un testo in italiano parlerà sempre in maniera più incisiva rispetto a un testo statunitense che comprendono, diciamo, molto pochi. E io non trovavo, diciamo, nel cinema italiano più recente questa componente, per cui per me era importante fare qualcosa che insomma, un film che buona parte del pubblico, soprattutto quello magari coetaneo, più giovane o anche mentalmente più aperto, potesse trovare, diciamo, vicino, ecco, o pensare io sono come quelle persone o mi sono sentito come quelle persone o parlo come quelle persone, mi vesto anche come quelle persone. Quindi quello che hai detto mi fa molto piacere. E detto questo, non so altro che aggiungere, ecco. No, il processo. Il processo sì, è complesso perché è un film fatto molto di pancia, mi sono fatto guidare dall'intuito e ho abbandonato tutti i processi, diciamo, empirici che ho studiato, che ho imparato, che sono alla base del cinema classico e ho cercato strade diverse, meno battute per costruire un film e diciamo con un linguaggio che non sapevo quale sarebbe stato fino in fondo, quindi è proprio un progetto sperimentale e anche rischioso da questo punto di vista. In questo senso la scrittura, perché poi comunque il cinema si basa sulla scrittura, anche se può non essere, diciamo, quella classica, diciamo, in 3 atti, adesso sto parlando in maniera magari un po' troppo tecnica, però qualcosa bisogna scrivere e sì, la musica era, diciamo, un elemento strutturante della narrazione perché la musica ha un livello di astrazione al pari del lato visivo, no? Delle immagini, che è più immediato, ecco. La musica basta sentirla per coglierne il senso e la profondità, no? Nel momento in cui la musica si dà ai nostri sensi, arriva a cogliere l'obiettivo più di quanto non possono fare magari le parole o un testo scritto che non fa altro che girare intorno al punto per, insomma, raramente riesce a raggiungerlo e quindi ho cercato di delegare alla musica, proprio nella sua concezione astratta, le cose più profonde che volevo comunicare con questo film. Dall'altra parte la scrittura, diciamo, è imperniata su una ricerca nella scrittura dei dialoghi che potessero essere quanto più simili a come si parla nella realtà, poiché trovo che il cinema italiano non abbia una grande tradizione in termini di dialoghi, perché il cinema che è grande, no? Il cinema italiano grande, quindi degli anni 50-60,
è un cinema tutto doppiato. Nel neorealismo, per esempio, gli attori dicevano dei numeri durante le riprese e poi in sala di doppiaggio gli si attaccavano delle battute e via discorrendo. Altrimenti si ricalcano un po' i dialoghi presi dai film americani e che però non sono naturali, ecco, messi in bocca agli attori italiani. Quindi per me era un grosso punto interrogativo. Ho cercato di costruire dei dialoghi che sembrassero quanto più improvvisati. Ovviamente non sempre era possibile al 100%, però è stata un po' quella la ricerca, e poi non so, il risultato decide il pubblico se è andato a buon fine o meno. Quindi, Quindi formalmente vi chiediamo, vi è piaciuto il film? Facciamo per alzata di mano così capiamo. Wow. Che figata, oh. La domanda No, era... vi è piaciuto il film? Non credo in niente. Posso dire una cosa? Assolutamente. Nelle sale adesso c'è un film che si chiama La zona di interesse. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Ok. Il primo film citato questa sera. Comunque. E si è aperto un dibattito su questo film, perché proprio sul piacere, no? Perché c'è questo senso che i film debbano piacere, nel senso debbano provocare piacere agli occhi dello spettatore. Però questa idea del cinema come guilty pleasure, un anglesismo, però è molto contemporanea. Non credo che in passato tutti i film fossero fatti con quello scopo. Ecco, non è detto che un film debba piacere in quel senso lì, no? Nel senso più superficiale del termine. I film possono essere anche, magari risultare duri, complessi, ma l'importante è che aprino un dibattito interiore sia con le altre persone con cui hai visto il film e che ti lasciano qualcosa, ecco. Quindi è chiaro che Non credo in niente non è un film fatto per compiacere il pubblico, perché altrimenti insomma mi sembra abbastanza evidente. Però spero che possa aprire un dibattito e siamo qui per questo. Esatto. Se qualcuno vuole dire qualcosa è liberissimo di farlo. Sapete com'è la modalità, insomma. Quindi basta alzare la mano e qualsiasi domanda è ben accetta. Uno che rompe il ghiaccio, ecco. Allora, all'inizio ho trovato il film molto esoterico. Io con i film così di solito mi perdo. È un po' un labirinto, a volte io mi perdo e mi arrabbio un po' perché mi sono perso, ma dopo, da anche quello che mi hai detto, Ma bestemmi anche? io... Ah, perché tipo questa zona si bestemmia molto. No, io non... impreco parecchio, ma non bestemmio. Non è vero? No. Scusa, scherzo. No, tranquillo. Poi da quello che hai detto devo dire che ho trovato un po' l'uscita da questo labirinto, quindi grazie per avermi fatto uscire dal labirinto. Comunque era un bel labirinto perché tutti e tre, e qui sembrerà una paraculata ma non importa, io la dico lo stesso, siete state tutti e tre la parte migliore di questo film secondo me, tra la recitazione, la regia e la fotografia. Quindi... Beh, grazie. Grazie, però non lo diremo agli altri che hanno fatto. Vabbè, anche le musiche erano carine, dai. Okay. Carino. Come ti dici? No, il momento marketing. E mi sono posto delle domande del fatto che anch'io sono sulla soglia dei 30 anni, avevano mandato un film la scorsa settimana e forse mi ripeterò in questo caso, però lo stesso sulla soglia dei 30 anni è un'età che di solito si dice quando finisci la scuola devi chiederti che cosa farai, quando raggiungerai 20 anni ti chiederai cosa farai, 25 ti chiederai cosa farai. Io sono sulla soglia dei 30 anni, a volte mi chiedo ancora che diavolo farò, anche se un lavoro ce l'ho, una passione ce l'ho, un hobby ce l'ho e tutto il resto. Ma io non credo che sia uno svantaggio chiedersi costantemente che cosa si vuole fare da grandi. Potrebbe anche essere un modo per reinventarsi, per migliorarsi, nascere ogni volta come una persona nuova la mattina quando ti svegli,
o alle 5 del pomeriggio, non so, c'è gente che si sveglia anche alle 4 comunque. Quindi questo film dovrebbe essere più un'esortazione ad andare avanti, a non fermarsi su un punto fisso e continuare a continuare a camminare, anche se si è perso un labirinto. Si può imprecare, si può bestemmiare appunto, ma è un viaggio. E mi è piaciuto molto quel riferimento sulla zona di interesse, che io conosco bene il regista, uno dei miei film preferiti, Eddie Glazer, quindi Quale? Under the Skin. Ah, bello. Ottimo. E quindi mi sono perso, non mi ero perso. Spero di ritrovarmi. Esatto. No, quindi lo vedi come un'esortazione a continuare, Sì, dicevi? Sì, anche il fatto che lei da hostess si reinventi come Paninara è giusto, è corretto. Anch'io volevo fare... No, potrei farlo. Cosa, volevi fare marchette? No? Cosa volevi fare? No, il Paninaro. Ah, il paninaro. Io da bambino volevo fare l'archeologo. Poi una serie di vicende mi hanno portato a voler diventare regista. Adesso voglio diventare regista, scrittore, sceneggiatore e tante altre cose. Io voglio sperimentare l'arte in generale, perché per me l'arte è importantissima e voglio esplorarla quanto più possibile. Voglio fare il navigatore in questo mare labirintico, insisto col labirinto, scusate. E avrei una domanda in questione al film. Il blu cosa rappresenta? Oh, io lo chiederei, scusami se non ti rispondo io, ma al direttore della fotografia che è accanto a me. Yeah, asking the meaning of the blue in the movie. It's for you. For me. Yes. For me. Okay, so I think I feel the blue like this. This is the color of that is bringing you to some stage of melancholic and of the stage that you are being calm and not thinking about anything. So Ok, quindi penso che il blu comunque ricordi un senso di melanconia ma anche di calma e che quindi ti porti in uno stato in cui tu contempli il film e lo guardi così com'è. yeah, and it was a very important movie directed by Krzysztof Kieślowski called the same name, Blue. It was the part of the trilogy. It was the blue, red, and white. So this film called Blue was telling the story about losing the important person. Sì, quindi c'è una trilogia di film blu, rosso e bianco che mi hanno ispirato con la scelta dei colori di questo film. Il blu racconta la storia. Could you repeat the blue? What the blue was? The blue was when you feel the melancholic about losing the important people. Ok, quindi il blu ricorda ovviamente la perdita di qualcuno, quindi sempre ritorna alla malinconia. Yeah, and what's more important that there's the feeling when we are sitting in the blue room, for example, we are becoming calm and the colors influence on our behavior, on how we are acting and Certo, quindi il colore blu ovviamente ha, come tutti i colori, hanno un'influenza su come noi ci sentiamo, quindi pensiamo, no, l'idea di sederci in una stanza, di vedere anche una stanza tutta blu, inevitabilmente ci porta a provare delle emozioni molto profonde. yes, that's what. Un applauso anche a Matteo.
Molto bravo. Aggiungo, c'è una scena in cui i due personaggi, il meccanico e l'attore che guida la moto, sono nel negozio di pesci ed è tutto blu perché lì volevamo dare un po' il senso di come se loro stessero un po' affogando nella loro vita. E quindi abbiamo deciso di farla tutta blu, cioè una decisione estrema, insomma guardando il posto, perché già il posto di base, che è un posto vero, un negozio insomma, di pesci, era già abbastanza blu, però l'abbiamo caricato al massimo proprio per dare questo senso quasi di annegamento, no? E anche loro si ruotano attorno a questo negozio, quasi come se fossero risucchiati da un mulinello. E quindi, insomma, questa era un'aggiunta a quello che ha detto Casper. Ci sono altre domande? Un passaggio di testimone. Allora, intanto vorrei dire a lui che io ho il doppio, più del doppio della sua età e ancora mi domando che cosa voglio fare da grande, per cui allora più che una domanda volevo farvi i complimenti. Ok. Il film mi ha commosso, l'ho trovato un film romantico, il romanticismo delle fragilità. L'ho pensato così e trovo che sia un film molto bello. Mi ha incuriosito molto il modo di usare la fotografia. Ogni qualvolta c'era un momento di reale, le inquadrature erano verticali, erano orizzontali, ogni volta che si sognava le inquadrature andavano di oblique, si muovevano, molto bello. E c'è un momento, volevo chiedervi perché, in cui lei canta dietro questa specie di tenda di perline, in cui c'è questo... Tra l'altro, avete detto che il film è tutto girato in pellicola. Ci sono dei momenti che sembrano digitali. È una bravura forse del fotografo che ingrandisce al punto tale da sgranare, ma anche il montaggio è un montaggio molto, molto bello, complimenti. E c'è questa scena che tu canti e c'è questa ombra dei fili della luce, momento magico. Perché? Cioè, volevo chiedervi che cosa stanno a indicare quell'ombra di quella strada che corre come se fosse da un'altra parte e tu canti su dietro questo mare di luce, questa cascata di luce, una scena stupenda che mi ha veramente commosso. Questa era la domanda. Che cosa vuol dire che cosa sono quei fili del telefono e quella strada che corre? Allora io ti posso dire quelle che erano le intenzioni, poi allora il suo personaggio, come tutti i protagonisti del film, con le parole, che ce ne sono tante nel film, non riescono a comunicare però. E quindi il suo nella fattispecie riesce a esprimere quello che ha dentro soltanto cantando. E quindi in quella canzone il ritornello, e il titolo anche della canzone, è So Many Roads, che dice quante strade che posso prendere. E quindi per questo abbiamo messo una proiezione di tralicci, insomma, che danno un senso di profondità come tu puoi incontrare magari in una strada. E Le persone che passano davanti. sì, sì, Non ti vedono. e hai ragione, questa luce, questo fascio di luce, no? In quel momento lì lei è molto viva perché riesce attraverso la musica, appunto, attraverso l'arte, a essere presente, essere viva, essere luminosa, quindi a essere ottimista anche, no? Mentre la vita reale non le dà questa possibilità. Tanto è vero che subito dopo quella scena in cui lei canta, si incontra al bancone del pub con il receptionist e chiede se il receptionist l'ha sentita cantare e lui dice di no. E c'è una certa indifferenza, cioè, nel senso noi spettatori del film l'abbiamo vista cantare, l'abbiamo sentita, ma sembra che intorno a lei nessuno l'abbia sentita. Questo è un po' a rappresentare il sentimento del personaggio, perché il film ha un po' questo tono, diciamo, realistico, di verosimiglianza, cioè non è certo un film di fantascienza,
Però quello che ho voluto fare è cercare di riportare un po' il punto di vista a quello dei personaggi, quindi è come loro si sentono che nessuno li vede, nessuno li sente, e quindi nel momento in cui cantano si sentono vivi e presenti, e nel momento in cui questa cosa viene a meno e ritornano alla vita vera, si sentono invisibili, ecco. E poi posso interpellare anche Demetra, visto che è l'interprete. Quello che pensi, come l'hai pensata tu, l'attrice. Io l'ho fatta, non lo so. Non saprei cos'altro aggiungere, No, nel senso sì. lui è il regista, mi sento un po' inibita a parlare dopo che ha parlato lui. Non lo so, cioè è una scena fondamentale per il personaggio, però penso si sia capito, insomma, che è l'unico momento in cui lei veramente riesce ad esprimere quello che sente, quello che pensa, che appunto non riesce a fare a parole. Sto ripetendo le stesse cose che hai detto tu, cioè ormai è stato detto. È così. E approfitto finché ho questo aggeggio in mano, poi mi taccio per sempre. Tu hai detto che è un film scritto, e anche qui è fantastico, perché la spontaneità della recitazione, perlomeno dei personaggi, è tangibile, cioè sembrano momenti di improvvisazione pura. O avete trovato dei attori veramente bravissimi, oppure deve aver lasciato qualche spazio di improvvisazione, perché allora bravi, perché tutti, dal paninaro a te, a tutti, al meccanico incredibile, all'amico marocchino o extracomunitario, o quelli del bar o quelli del ristorante, sono veramente tutti molto molto reali, spontanei. Contribuisce tantissimo la fotografia, contribuisce molto il fatto che il film sia sempre girato di notte o in situazioni buie. È ovvio che il buio riporta a una distanza ravvicinata dalla realtà, cioè l'impossibilità di vedere oltre. Adesso non potrei dire una serie di puttanate, ma me ne sto zitto, per cui complimenti, non so cosa dire altro che Sì, questo. allora di solito in un film si lavora al contrario, cioè l'attore si fa diciamo il setup, la fotografia della scena, e l'attore deve entrare nel meccanismo che è stato preparato per lui. Quindi per esempio questa è la luce, e l'attore deve andare in quel punto preciso e lì dire la battuta. Come la scena nel provino, ecco, diciamo, quella lì dove... e questo ovviamente compromette tantissimo del lavoro dell'attore. Questo film è stato fatto al contrario, cioè prima ho lavorato con loro, con gli attori, per capire come interpreti, come sentivano la scena e cosa avevano bisogno di fare nella scena, e poi io insieme a Casper abbiamo deciso come catturare il loro lavoro. Quindi è un film che come obiettivo aveva quello di ascoltare gli attori, gli interpreti, anche perché loro ci hanno messo tantissimo in loro stessi all'interno dei personaggi, molto sentita, ecco. E quindi volevamo creare un film che fosse molto umano, che appunto sembrassero alla fine frammenti di vita vera, no? Ma il film è molto frammentario, come dice poi la frase di Bauman che ho messo all'inizio, che secondo me rappresenta molto bene un po' come insomma, manifesto programmatico del film. E questo era un po', diciamo, uno degli obiettivi del film, no? A livello, cioè dare spazio agli attori che spesso sono visti come teste parlanti, no? Primi piani di facce che dicono le battute. Io invece volevo riprendere persone che parlano, non attori che dicono le battute. E una domanda al regista sulla scrittura del film. Adesso premetto che io non sono un grande appassionato di cinema, quindi non mi intendo sicuramente di storytelling, quindi è più una curiosità, perché non è una cosa che diciamo, cioè il film mi è piaciuto molto,
e anzi alcune parti, soprattutto lo scambio tra lei e Receptionist con le battute mi hanno spaccato, cioè scritto molto bene, molto realistico e la scrittura mi è piaciuta. Però una cosa che mi è rimasto, cioè, mi ha fatto rimanere un po' deluso, perché me l'aspettavo e non so se è perché sono abituato a vedere molte serie su Netflix in cui si susseguono, diciamo, appunto scene in cui il personaggio A ha la sua vita, poi c'è il personaggio B e C, e mi aspetto che dopo si intreccino. Invece qua sono dei binari che sono rimasti paralleli fino alla fine, e mi aspettavo, cioè lei faceva un personaggio un po', diciamo, molto introverso, e il tipo con la giacca rossa era ancora più taciturno e introverso, ho detto, boh, sì, coppia perfetta, si metteranno insieme, non lo so, si incontrano. Oppure l'altra coppia che magari, perché mi aspettavo che ci fosse il paninaro che collegasse tutti, che alla fine però non c'è stata. Volevo capire, so che magari tu ti occupi della regia, la scrittura è un'altra cosa. No, anche la scrittura hai l'ho fatto, scritto ok. io, sì. Quindi hai scelto tu la storia, e la mia domanda è perché, cioè, hai pensato a questa cosa di collegare le cose oppure era partito così? Beh, certo, è un po', diciamo, una decisione presa con coscienza. Nel senso, se si incontrassero i personaggi probabilmente risolverebbero i loro problemi. Cioè, nel senso che io ho avuto la pretesa, nel momento in cui ho pensato al film, di cercare il più possibile di rappresentare un po', a livello anche un po' di sineddoche, attraverso i frammenti, la mia generazione, diciamo, no? La fase, diciamo, dai 20 ai 30 anni della mia generazione, che sono nato negli anni 90, però adesso senza troppo mettere i limiti, ci si può rivedere anche in altre età, non è questo l'importante. E trovo che la nostra generazione sia una generazione che in questi anni sia stata molto poco unita, cioè molto poco società, molto più individui, Sì, individuale. molto più solitudine, ed è anche effetto e causa dei problemi della nostra generazione, che è una generazione iperconnessa, perché comunque noi facciamo parte della rete, no? Dell'epoca del mondo di internet, quindi apparentemente siamo tutti molto connessi tra noi, ma realmente siamo molto così distanti. Per cui ho giocato su questa aspettativa, no? Di tre linee narrative con personaggi, linee parallele, che però poi alla fine non si incontrano perché non è quello cioè perché nella realtà io penso che il mondo in cui viviamo ti dice che è sconveniente unirti alle persone, mandare avanti le relazioni per molto tempo, e ti spinge sempre a avere un approccio individualistico alla vita. Ecco, questo è un po' il senso il motivo chiaro. per cui non si incontrano. Chiaro, grazie. Però nonostante questo, i personaggi in realtà si incontrano nel film, e si incontrano quando c'è la musica, quando ci sono i montaggi alternati, e quindi loro sono insieme perché tutti provano le stesse sensazioni nonostante non si conoscono, nonostante abbiano vite completamente diverse, diciamo, facciano dei mestieri diversi, sono connessi dallo stesso, diciamo, tormento, dallo stesso stato d'animo, ma non si incontrano fisicamente, ecco. Ok, grazie. E un'altra cosa che forse non ho colto io, il finale, quando il tizio che si mollano, che va in stazione, ci ripensa e torna indietro o parte, che non ho capito? Finale aperto, ok, io odio queste cose. Vabbè. Devo sapere come va bene. Va bene, grazie. Troppo Netflix. È andato dal paninaro. Cazzo, ma poi hai detto benissimo, la storia A, la storia B, la storia C, proprio così funziona. Sì. O va anche lui dal paninaro, magari. Sì, Chissà. Grazie. Grazie a te. Allora, adesso proverò a... l'ho tradotta con Google Traduttore, perché è una domanda per Casper, grazie. Allora,
Sì, infatti. No, ho visto che questa sera, cioè, basta che si nascondi dietro il divano e sembra National Geographic o qualcosa del genere. Allora, la dico prima in italiano, così. Allora, per la scelta di creare una determinata immagine è stata scelta un'estetica precisa da seguire secondo uno stile, anche se personale, o c'è stata una ricerca costante e sul momento data dalla visione artistica del gruppo? Cioè, nel senso, capito per quello. Nel senso che, cioè, perché io ho visto personalmente un'estetica dell'immagine e della creazione di tutte le immagini che c'erano, di tutte le inquadrature, di tutte le cose, secondo uno stile che genericamente è personale, però non è detto. E quindi volevo sapere, è stato meramente stile suo o è stato uno stile suo che ha influenzato il gruppo e poi tutto il gruppo ha deciso? Questa è la mia domanda. Essendo appunto direttore della fotografia, penso che... Okay, this is a good question. Okay, I think that I'm the person that is open to the people. Like I'm very empathic, and my style is very documentary style. So I can feel the people, the emotions, and whatever I am, I can set up with the camera and find a way how to shoot it. Ok, quindi mi definisco una persona molto empatica e nasco come documentarista, quindi quello che faccio è cercare di capire le emozioni, cercare di vivere le emozioni del momento, dargli una forma e ascoltare quello che succede nello spazio. Yeah, so like these conditions which we had in this movie, like we shot it on budget with random locations, sometimes without the law, like without the permissions. It was like a like a perfect conditions for me to express what what our characters feel. And Quindi essenzialmente l'aver vissuto anche in una realtà in cui potevano esserci anche delle restrizioni mi ha fatto ascoltare molto l'ambiente e mi ha dato la possibilità di ascoltare gli altri, quindi di creare, diciamo, uno stile che potesse rispondere nel momento a quello che io stavo vivendo, a quello che tutti stavamo vivendo, appunto se messi in condizioni più o meno favorevoli. yes, also we are telling the story about the young people, like between 20 and 30. So it's when you are in this age, don't know exactly what you are doing. Or you are like in a child in a fog. So I was trying to be like this child in the fog, but focusing on following the emotion and the characters. Quando lavori comunque con delle fasce d'età che vanno dai 20 ai 30, c'è sempre un'idea generale, no? In cui ti trovi e ti riperdi, quindi ho cercato di catturare anche con le immagini questa sensazione e di riportare su schermo quella che potesse essere appunto un'immagine vivida e reale di quello che è questa esperienza. Grazie. Domandine proprio terra a terra. Allora, perché questo titolo così poteva essere diverso o così doppiamente negativo? Due, ma forse già la risposta c'era, perché tutto di notte? Terza cosa, le ambientazioni erano domandine proprio terra a terra. Così, allora, perché questo titolo così? È stata costruita come scenografia, eccetera. Poteva essere diverso o così allora, doppiamente negativo? Due, ma forse già la risposta c'era, perché tutto di notte? Già così. Terza cosa, le ambientazioni erano luoghi trovati e utilizzati così o una parte è stata costruita come scenografia, eccetera? È stato girato in gran parte molto vicino a dove vivevo quando ho girato il film, quindi praticamente quasi tutto sotto casa ho fatto.
e ho girato anche nell'appartamento dove vivevo all'epoca. Quindi le case dei personaggi, non so, quando loro sono sul letto e suonano, o la casa del motociclista, in realtà era la casa dove stavo io, quindi conoscevo bene quei luoghi e sono luoghi centrali anche di Roma, anche se sembrano tipo periferia, in realtà è un film ambientato nel centro di Roma, a Trastevere praticamente. E questo era molto interessante, no? Perché tipo Roma nel cinema è stata sempre protagonista, è stata inquadrata in 1000 modi, però secondo me non è mai stata inquadrata così, cioè sembra Hong Kong e ogni riferimento non è casuale. E l'altra domanda qual era? E la notte, perché la notte? Perché questo ha più a che fare, diciamo, con la tematica, perché la generazione giovane vive molto meglio di notte, poiché di notte il mondo, diciamo, rallenta, e siccome i giovani, i giovani a 30 anni in Italia sono giovani, in altre parti del mondo no, però diciamo così i giovani non sentono la pressione di notte, e quindi possono, diciamo, vivere più serenamente, possono pensare, insomma, non sono attanagliati dalle frustrazioni che li affliggono magari durante il giorno, dove il mondo va velocissimo, sempre più veloce, e loro in questo mondo non sono protagonisti. E quindi ho voluto ambientarlo di notte per questo motivo, e anche perché è un momento, diciamo, notturno della loro vita, che è un momento, non è che vuole rappresentare la vita intera, perché proprio il fatto che non si veda cosa fanno di giorno, ma tu dici, ma cavolo, sono tristi, però vediamo solo le loro notti, e la notte è il momento, no, prima di andare a dormire, dove tiriamo le somme della nostra vita tutti i giorni, e quindi questo è il motivo. Poi la prima domanda qual era? Il titolo. Il titolo viene da una scritta che ho fatto con una bomboletta su un muro quando vivevo a Modena, più di 10 anni fa, in centro storico. Ero ubriaco, ho scritto sul muro, non credi niente a caso. E cosa è successo? Che la gente ha iniziato a fare le foto con la scritta ed è diventata virale su internet. E quindi ho detto, cavolo, in queste parole messe in questo ordine, così, in questa frase, evidentemente c'è qualcosa che coglie un po' lo spirito di questo tempo. E quindi ho detto, quando poi ho detto voglio fare un film così che parla un po' di quello che si sente in giro di questa vita, non so, che vivo, lo chiamo Non credo in niente, e poi effettivamente, visto la strada che sta facendo il film, ha avuto un senso. Che si scoppia. Vuoi fare tu? Posso fare io? Vai. Tra l'altro, se cercate su Google trovate la foto del muro con la scritta. Ma io penso che la cerchiamo anche subito. Cioè, anche su Instagram, anche su Instagram. Fortunatamente abbiamo un proiettore. No. E anche Luca Antonella alla regia. Posto dal 2013. Sì. Luca Antonella sì, la regia. Mi sono sbagliato. 2012. Non credi niente Modena. Ma era riconducibile a tuo nome quella No, scritta? no, assolutamente. Ovviamente. No, ovviamente. Censurato, quindi, ok. Ma adesso? Vabbè. Penso sia caduto in prescrizione, mi sa dopo 10 minuti. Sì, sarebbe in prescrizione, quindi va bene. posso dirlo. Sì, sì. Non la trovo, ma farò una ricerca più Sì, no, perché poi quando è uscito il film l'ha buttata ovviamente giù. Hashtag, ok, su Instagram proprio. O su Instagram trovi sicuramente. Vabbè, in realtà posso occultare il danno. Io avrei 2 domande, non so se è troppo. Vai. Però, una per Alessandro, una per Demetra. Prima Demetra, perché vabbè, tu hai già parlato, quindi ti lascio un attimo rifiatare. Stavo cercando. Ecco, questa è la scritta Ti prego, originale. Scusa. Oddio, ma sai che l'ho già vista sta immagine. Tuo papà è carabiniere. Vabbè, non so se vedete, ma... Sì? Vedete bene? Si vede bene? C'è scritto non credo in niente, raga. Sul profilo Instagram poi seguirà. Sì, ecco, forse qua si vede pure meglio. Ah sì, cavolo. Qua si vede benissimo. Hashtag non credo niente su Instagram. Beh, possiamo riportarlo in auge comunque. Chiediamo direttamente se si può. Vabbè. Ok, ho 2 domande, spero di far veloce.
cioè, lo premetto prima, non vuole essere una domanda tipo come è stato interpretare questo personaggio, perché non voglio fartela. Cioè, nel senso, non penso tu voglia rispondere a questa domanda. Però ho cambiato un po' questa domanda sentendo anche quello che ha detto lui, perché all'inizio pensavo che fosse... cioè, questo è un film molto sporco da questo punto di vista, anche non lo so, anche del montaggio, delle riprese, e quindi... Però, da quello che ha detto lui... voi attori avete avuto molta libertà e anche molta possibilità di creare, cioè avevate molto spazio, anche inteso come spazio figurato, esatto. Cioè, dimmi se poi sto dicendo cose sbagliate. E il personaggio che interpreti te, soprattutto in alcune interazioni, secondo me, con il receptionist, sì, è un personaggio che è sia... tosto, diciamo, no? È molto saccente, o comunque che... No, c'è un po' questa cosa qui, secondo me, nelle interazioni con lui. Però in realtà è un personaggio molto debole, molto fragile. No, non debole, fragile e, non lo so, introspettivo. Ok, debole, sì. E c'è questa cosa qui, no? Questa... che si vede anche nel montaggio. E quindi volevo chiederti com'è... Cazzo, l'ho chiesto, mi dispiace. Com'è stato interpretare questo personaggio? No, però... No. No, avendo molta libertà, però dovendo restituire quasi il contrario. Ok, sì, nel senso dovendo interpretare una... Si sente? Io c'ho la paranoia che non si senta perché senza microfono purtroppo la mia voce è debole, appunto. Dici interpretare un personaggio che comunque non è molto forte nella vita? Cioè, nonostante dia l'impressione di esserlo, è una persona molto fragile che non ha il coraggio di affrontare quello che pensa e quello che sente. E scusa, e questa cosa qui che hai appena detto, Rapportata poi cioè, con la l'hai libertà mostrata. di interpretazione. Cioè, non è stata una speculazione che stiamo facendo dopo il film. Cioè, questa cosa si vede nel film che hai restituito. Quindi c'è anche questa cosa. E la mia domanda è su questo, cioè nel senso... Ok, secondo me sì. Scusami comunque. No, di cosa? Secondo me, cioè comunque il fatto che avessimo libertà fino a un certo punto, nel senso che comunque la sceneggiatura c'era, la libertà è stata data dall'approccio di Alessandro, che era molto aperto ai suggerimenti, nel senso se la scena era scritta così, però se io ad esempio avevo un'idea o qualcosa da aggiungere, lui era molto aperto, era disponibile a metterlo all'interno della scena. Il personaggio, non so come l'avete percepito voi, secondo me è una persona che non è molto contenta della sua vita, non è molto a posto con se stessa e piano piano, grazie al rapporto con il receptionist, appunto riesce a diventare consapevole, diciamo. Cioè non lascia il suo lavoro, guarda nuove possibilità, insomma. Il fatto di avere libertà è stato fondamentale, secondo me, cosa che non succede spesso sui set, di poter aggiungere, parlare col regista, avere un regista che ha delle idee ben precise, che però è disponibile ad eventuali aggiunte. C'è bello anche solo poter parlare del personaggio, perché spesso quando si girano delle cose c'è poco tempo, non c'è un vero interesse per la recitazione, c'è più interesse per la fotografia, per la composizione dell'immagine, che comunque è importantissima. Però veramente poter sentire che stai, diciamo, lavorando sul serio e lavorando a 360 gradi con qualcuno che valuta il tuo lavoro, che pensa che è importante la psicologia del personaggio, cioè perché fa questo, perché fa quest'altro, e non solo una testa parlante, come diceva prima anche Alessandro, che ripete le battute a caso, è un bel modo di lavorare. Spero che sarà sempre più così e sempre meno in un altro modo. Non so se ho risposto alla tua domanda, probabilmente sì, no, no, però vabbè. forse non l'ho capita. Grazie. E un'altra cosa volevo chiedere, che in realtà mi interessa molto. Mi interessa molto anche. Mi interessa molto tutto di questo. Io sto continuando a scivolare su. No.
La della serata l'ho fatta io comunque. Sì, è vero, è vero, è vero. E, il montaggio di questo film mi piace molto. C'è stato un montatore? Sì, Una sì, montatrice. molto brava. Tra Questo l'altro. avvalora ancora di più la mia teoria che... No, cioè... Però c'è una teoria di fondo. Per me le montatrici vabbè. Questa è una curiosità, cioè sono... Quanto di questo film, perché io penso che, cioè ma penso anche tu, il montaggio fa grandissima parte del film. Non in questo film, ma in generale, secondo me. In generale nel cinema? Sì. No, non era questa la domanda, però. Ok. Scusami. però sì. No, mi sono fermato nel momento sbagliato. Quanto della struttura anche narrativa di questo film l'avete fatta nel montaggio? Cioè, nel senso, era scritto così? Mi sto esprimendo veramente male, mi dispiace. La domanda è pertinente. No, mi stai salvando, ma... Perché, no, veramente, guarda, ti assicuro, il film è stato scritto a scene slegate. Questo immaginavamo. Quindi infatti. c'era un pacco di scene in ordine casuale. Tanto è vero che per me il film in realtà era così. Cioè, nel senso, non avevo l'idea poi di farlo uscire a scene sgangherate. Però, quando poi l'ho girato e avevamo fatto anche magari le prime bozze di montaggio, io, se veniva qualcuno che volevo mostrare il film, lo facevo vedere così, saltando da una scena all'altra. E questi mi dicevano, me lo stai facendo vedere a pezzi così. E dicevo, però per me il film è questo. Proprio perché volevo dare questo senso di frammentarietà, che non si capisce cosa sta prima, cosa sta dopo, perché è un po' come... Sì, è un influente, un po' come la vita. Poi è chiaro che certe scene, una volta che sono state girate, per esempio è normale che la scena The Receptionist, che c'è alla fine con lei, in cui diciamo si arrivano diciamo, a un climax della loro linea narrativa, probabilmente starà più alla fine del film rispetto che all'inizio. Quindi in questo senso quei passaggi sono venuti abbastanza naturali, però le scene di fatto sono scene autoconclusive. Quindi io penso che l'ordine è abbastanza indifferente, ma c'era un ordine, diciamo, interno, inconscio, che è un ordine più musicale. Cioè, quando io l'ho scritto, ho scritto delle scene che erano tipo un po' con i dialoghi, un po', diciamo, allegre, comiche, un po' molto drammatiche, un po' con la musica, un po' col silenzio, un po' ferme, un po' con la macchina in movimento, un po' in interni, un po' in esterni. E quindi poi montare il film è stato, diciamo, dare un ritmo, no? Quindi alternando questo tipo di scene tra loro, quindi c'è sempre un po'... Si va molto c'è un così. ordine, sì, è un po' tipo le montagne russe. Questo è venuto abbastanza naturale. Però poi la montatrice, ovviamente avendo, diciamo, un occhio da fuori, con più razionalità, ha trovato un ordine che a mio avviso è corretto, funziona, comunque in un film che, diciamo, non ha una linea narrativa predefinita, quindi vabbè, questo è un po' la sostanza del racconto, ma ha anche generato magari delle cose che non c'erano in sceneggiatura. Però voglio raccontare invece una cosa che era scritta così. All'inizio del film i due musicisti, il pianista e la violinista, vengono presentati con una grande lite in cui si mandano a fanculo, si ribaltano i cassonetti e subito dopo si baciano. E la montatrice pensava che fosse un errore, tipo, e quindi aveva distanziato le scene tantissimo, ma quello era la scena che era scritta così, perché praticamente in quella maniera io volevo raccontare la loro relazione, cioè che un giorno è amore e un giorno è lite furiosa, che sembra che tutte le relazioni, no? Che sono sull'orlo del fallimento nella loro storia in maniera particolare. Quindi vabbè, era un film abbastanza schizofrenico in questo senso. Grazie. Grazie.
Grazie che c'è un altro... Oddio. Sono due. Che fare? Il primo che alza la mano vince? No. Ok, vabbè. Mi dispiace. Puoi dire... Allora, io volevo chiedere al regista se puoi o se vuoi indicare dei modelli di registi che pensi ti abbiano ispirato per questo film, perché allora per me, questo film a me ha ricordato molto Fallen Angels, però diciamo in un'accezione positiva di ricordo, nel senso quasi di allusione, per cui poi mi è sembrato che questo film abbia una vena autoriale molto ben presente e che si percepisca. E quindi sì, volevo chiedere se vuoi, se ci sono stati, se pensi ci siano stati dei registi che ti abbiano particolarmente ispirato. Sì, allora sono partito dai registi che nella storia del cinema hanno realizzato dei film in condizioni produttive complicatissime, quindi bassissimo budget, pochissimo tempo, pochissimi mezzi. E diciamo nella storia del cinema il più recente che ha avuto diciamo grande successo internazionale è Wong Kar-wai, che ha fatto tra gli altri film Fallen Angels. E poi ci sono anche altri registi come Cassavetes, che è un po' diciamo un padre del cinema indipendente, che invece è americano, che era un attore che diciamo per tutta la vita è l'attore che ha fatto il film di Polanski, ma non mi viene il titolo, Rosemary's Baby, esatto. Quindi era un attore di Hollywood molto famoso, che però non si sa per quale follia sin da subito ha voluto fare i suoi film in maniera totalmente indipendente, rischiando i suoi soldi personali, lui insieme alla moglie Gina Rowlands, facendo dei film in cui gli attori erano il fulcro del film, non tanto diciamo la narrazione, diciamo da scrittura, di sceneggiatura, diciamo di scene, causa effetto, eccetera, ma era proprio, cioè, come ho visto recitare gli attori nei film Cassavetes, francamente non l'ho visto in nessun altro film, e quindi ho preso spunto in questo da Cassavetes. E poi diciamo il primo vero regista indipendente della storia del cinema occidentale è Rossellini, che è italiano, che diciamo ha portato la macchina da presa nei luoghi, insomma nelle strade, e penso ci abbia insegnato tantissimo. E quindi diciamo questi tre sono stati i principali, ma anche ovviamente Fellini che è tante cose, però soprattutto Roma di Fellini, che è un film non molto conosciuto, che però mi ha dato qualcosa, penso, per fare questo film. E anche un po' I Vitelloni, che magari è un film un po' più classico, un po' più facile anche da guardare. Questo penso non crede niente, un po' il contro Vitelloni, cioè nel senso il Vitelloni ai giorni nostri. La cosa strana è che i Vitelloni, non so chi l'ha visto, però dico lo stesso, avevano il terrore di sposarsi, di essere destinati a una vita predefinita. Oggi il terrore è il contrario, che non si riesce, c'è paura di non avere un lavoro, di non fare la famiglia. Quindi un po' il contrario. Wong Kar-wai per me è stato fondamentale, perché ho fatto un corto prima di questo film che ho girato in Cina, e avevo usato un approccio diciamo molto più classico, invece facevo una sceneggiatura ben precisa con gli storyboard. E mentre ero in Cina mi sono trovato in una grande difficoltà, perché comunque è un paese completamente diverso dal nostro, dove c'è comunque un regime di fatto che governa, e quindi insomma ero andato lì abbastanza all'avventura e non potevo fare quello che mi ero preparato. E quindi ho scoperto che si possono fare anche i film facendosi guidare dall'istinto e ascoltando quello che succede intorno a te, e questa cosa l'ho trovata molto più bella di quello che facevo prima, magari a tavolino, no? E allora lì un po', diciamo, mi sono aperto a nuove prospettive, e siccome mi trovavo in Cina, e poi tra
tra la parte delle riprese in Cina e poi ho fatto delle altre riprese in Italia, ci sono stati dei mesi in cui diciamo, ho conosciuto Wong Kar-wai e quindi sono entrato dentro, proprio perché mi trovavo in quel paese, dentro i suoi film, mi sono sentito vicino in qualche modo e quindi i suoi film in questi anni mi hanno parlato molto e niente, l'ho trovato interessante perché trovo che non so chi conosce Wong Kar-wai qui. Chi di voi? Beh, pochissimi rispetto... Beh, è una percentuale alta però. Sì, no, però nel senso è un po', diciamo, un ponte particolare, perché comunque parliamo di film girati in Hong Kong 30 anni fa, cercare di riprendere, diciamo, il filo del discorso che ha iniziato lui e riportarlo a Roma 30 anni dopo, in un contesto completamente diverso. E soprattutto è uno dei pochi esempi di cinema fatto, diciamo, girato in pochissimi giorni, con pochissimi mezzi, con un'altra anche struttura narrativa e quindi per me è stato, diciamo, la base proprio dell'approccio artistico-produttivo insieme. Quindi. Sì. Beh, è proprio, io volevo fare un film che avesse questa estetica underground, a me piace molto, ecco. Tipo l'immagine è molto patinata, perfetta, no? È un po' una cosa da cui io fuggo, ma secondo me tante persone che della mia generazione un po' scappano perché siamo nati col digitale che è 12K, vedi i pori della pelle, cioè vedi cose che non serve vedere, capito? E quindi noi dobbiamo tornare indietro per trovare un'immagine che sia poetica, no? Invece il digitale ci offre un'immagine che è iperdefinita, iperrealista, che però col cinema tendenzialmente c'entra poco, ecco. E poi volevo solo fare un'altra domanda sulle intenzioni dei dialoghi quando si fanno più verbosi, perché prima appunto dicevamo, e cosa che condivido, almeno io mi sono piaciute molto di più le parti dove si parlava di meno, cioè, mi sono sembrate proprio i momenti molto più belli del film, e però questo appunto volevo chiederti se invece i dialoghi dove invece le parole abbondano molto di più, se siano stati scritti proprio con l'intenzione di creare questo effetto, oppure no, oppure c'era un altro motivo. Sì. Beh, anche perché non mandano avanti la storia, diciamo. Okay. Quindi hanno un po' l'effetto del suono, cioè sono musica, anche i dialoghi, nel senso sono rumore, non riescono a dire niente con le parole, no? È un po' un controsenso, però è così, ecco. Infatti c'è il meccanico che, diciamo, è un po' il personaggio più che porta di più questo discorso, che parla, diciamo, molto verboso, che però, infatti l'ho messo accanto a uno che non parla praticamente mai, però entrambi non dicono niente di fatto. Sì, è questo. Non hanno le parole per poter comunicare quello che vogliono dire. Grazie a te. Adesso prendo il microfono. Bravo. Grazie. Questo ragazzo qui per il discorso era in cravatta. Ecco, posso dire, oggi non hai replicato. Perché si cambia forma ogni volta. È uno show unico ogni venerdì sera. Ti sta bene il maglioncino bianco? Grazie regalo di mia mamma. Brava. Ma non lo so se è un bel colore. Forse giustamente è sottovalutato il bianco. È vero, è sottovalutato. Sì. Prego. Sarà una domanda un po' per tutti e tre. Faccio una piccola premessa. Non amo le domande di gossip o comunque in generale quando si parla di un artista tendo a voler fruire solo di quello che produce e non interessarmi di altro, però mi sono reso conto
più andavo avanti a scoprire determinati film, mi viene in mente l'ultimo di Miyazaki, tipo, che c'è nella forma, ma se tu conosci l'autore, conosci quella che è la sua vita, ti racconta molto di più. Quindi volevo farvi una domanda che può andare bene per tutti e tre, che vuole essere cosa avete raccontato di voi all'interno di questo film? Cioè, cosa c'è di voi in questo film e, tanto per fare la solita domanda che si fa nelle interviste, cosa vi piacerebbe raccontare invece nei prossimi progetti? Se magari avete già in mente qualcosa, se volete fare uno spoiler per Genze. Non è stato retribuito prima. Forse dopo qualcosa in tasca. No, facciamo. Sono le solite domande. Lo spoiler lo facciamo. Allora, parto io. Di me non c'è nulla di preciso all'interno del film, ma sicuramente le sensazioni che provano i personaggi le ho sentite anch'io e probabilmente continuerò a sentirle anche in futuro, a fasi alterne, perché comunque parliamo cioè il film alla fine è una messa in scena che deve ricreare ed evocare una sensazione più che raccontare una storia, diciamo, con inizio, svolgimento e fine. Quindi sono sensazioni che mi sono molto note, mi sono state, diciamo, le ho vissute per parecchio tempo in diversi momenti e probabilmente, come ho detto prima, tornerò a viverle. Però devo dire, rispetto ai personaggi, io nello specifico sono abbastanza fortunato perché volevo fare il regista, bene o male, molto di quello che mi ero prefisso di fare sono riuscito a farlo, ho fatto un film, però questo non significa che io sia la misura con cui valutare la mia generazione, cioè intorno a me il sentimento e le situazioni che ho visto sono quelle che ho messo poi dentro il film, almeno le più significative. Quindi fanno parte anche di me, perché di amici che lavorano nei ristoranti a nero trattati in quella maniera ne ho tanti. Le scene che ho messo in scena sono ricalcate da scene che ho visto con i miei occhi anche più volte. Per cui sì, sono cose che sento molto e che ho preso anche dagli attori che hanno interpretato poi il film, e talvolta scambiandole, cioè prendendo cose della vita di un attore e mettendola a un altro personaggio, proprio per cercare di calarsi nei panni degli altri anche, no? E faccio poi rispondere loro. Ah, okay. It's a very good question. Yes, what helps me to make this movie? I think it's that there are some types of personality that you can be perfectionist or you can be good enough. And in this movie, I was good enough. Like, I was not perfect because it was no time to be perfect. But in somehow, this good enough is a perfect. Traduco per gli altri. Penso che comunque nella vita ci siano sempre due strade percorribili, l'essere perfetti o essere abbastanza. E in questo caso qui io ho dato il mio abbastanza e per me questo abbastanza è stato perfetto così, perché è quello che volevo fare ed è quello che sono riuscito a dare. E appunto in quello che ho dato ho cercato di mettere me stesso, la mia personalità e questo è il prodotto che ho creato. Ok. Wow. Penso che un attore mente sempre moltissimo di se stesso dentro un ruolo, anche perché non puoi fingere, perché sei tu fisicamente, puoi fingere fino a un certo punto, però alla fine metti sempre te stesso. Per quanto sia molto diverso da me il personaggio, perché diciamo siamo quasi diametralmente opposte, però questa sensazione che lei prova, comunque io quando ho cominciato a girare il film avevo 25 anni,
queste sensazioni di incertezza, di domandarsi se stai facendo quello che veramente vuoi fare, perché poi alla fine quello che il mio personaggio fa è fare un lavoro tutti i giorni senza domandarsi fino a un certo punto nel film se effettivamente è quello che vuole fare, se effettivamente ha provato prima a fare quello che voleva fare, motivo per cui a un certo punto si mette a suonare il pianoforte o a cantare o a suonare la chitarra, l'armonica, cioè cose che non è come gli altri personaggi che vogliono veramente fare qualcosa, che hanno un sogno ben chiaro, tipo il ragazzo che vuole fare l'attore o i ragazzi che hanno fatto il conservatorio, quindi effettivamente già sapevano che volevano suonare. Lei secondo me non aveva veramente idea di cosa fare e si è ritrovata a fare la hostess. E a un certo punto nel film si domanda se effettivamente questa cosa che sto facendo mi rappresenta, cioè io sono fatta per fare questo e penso sia normale a 25 anni, forse anche prima, probabilmente anche dopo, chiedersi se effettivamente sei fatto per fare questo. E credo che quello che io ho messo nel film sia proprio questo domandarsi, temo eternamente se quello che fai ti rappresenta e se è il tuo obiettivo in questa vita. Ecco, questo credo. Se volevi fare qualche altro intervento. No. Zero spoiler, però. Questo si può fare tipo verso la fine. Non lo so, vediamo. Non è un dito accusatore, cioè semplicemente un... Come no? No, è solo per dire, qualcun altro vuole fare un'altra domanda? Mannaggia. Io ne posso fare una. Soddisfatti e rimborsati, ragazzi. Ogni film Agenzia è gratuito, quindi cioè, voglio dire. Sì, un applauso. Cosa vuol dire rimborsati? Oh? C'era una domanda? Nostra? Sì, io Ah, forse tu. volevo fare. Avevo una domanda per voi. Opi. È rivolta un po' a tutti e tre, diciamo. Ed è: c'è qualche aneddoto divertente, qualche fun fact? No, ma chiede, ma uno non può fare queste domande che viene subito. No, dietro magari qualcosa di particolare che è successo. Se volete raccontarci qualcosa, per piacere, siamo tutto orecchio. Al momento. Adesso ridiamo. Allora, te ne racconto 3. Vai. A biglie sciolte. Quando abbiamo girato in stazione, dei treni, Shout out a Tiburtina. c'era il coprifuoco. Quindi praticamente noi arriviamo là con la macchina da presa senza permessi. Non so, è come se avessi la bandierina Catari Frangente. Arrestateci, capito? E quindi sono arrivati i poliziotti, cioè ci hanno cerchiato così e ha detto no, mo ci dovete far vedere che avete girato. E noi abbiamo detto ma è in pellicola, non si vede, dobbiamo sviluppare prima. E quindi loro sono andati in tilt. Ma che vuol dire? No, perché dice che è in pellicola. Ma poi non lo so, e mentre discutevano così noi ce ne siamo scappati. Era un deterrente, cioè era un diversivo per... Altra roba, sempre di stazioni, però in metro, perché tipo questo è un film metropolitano, no? Che ci sono i film metropolitani, però tipo i più famosi sono a New York e così. La metropolitana nel cinema italiano non esiste praticamente, se ci fate caso. Cioè non c'è quasi mai nei film, perché è impossibile girare in metro. Cioè, Metro e stadi. è impossibile, non ti dà. Noi abbiamo chiesto i permessi, non ti li dà. E quindi abbiamo girato lo stesso, perché questo era lo spirito del film. E fortuna ha voluto che c'era gli europei, Italia-Spagna, che poi l'Italia ha vinto gli europei. Quindi nessuno se ne fregava un cazzo, non c'era nessuno ai tornelli, nessuno in stazione. E quindi ci andò bene. Insomma, il problema è che dovevamo girare l'inquadratura continuamente perché c'erano le persone con la maglia dell'Italia. Cioè, non poteva stare bene nel film. E poi un'altra che posso raccontare, siccome ho girato tipo pochissimo, 12 giorni, un film piccolo diciamo viene girato in 25-30 giorni, quindi fate un paragone, però non solo ho girato così poco ma anche in 3 fasi distinte nell'arco di 8 mesi e quindi tra una fase e l'altra io ho paura che tipo, non so, un attore morisse, cambiasse mestiere. E a un certo punto c'era un attore che non farò il nome,
protagonista che aveva non fa... Però aveva preso, e sono contento di questo, un altro film con un ruolo principale, quindi sembrava che non potesse venire alle riprese del mio, e quindi la notte prima mi sono messo a riscrivere il copione che lui era morto tipo nel film. Quindi L'ho se riscritto muore da tutto. te, lo fai morire Sì, ho detto tu. no, è morto, adesso faccio un'altra cosa, e poi alla fine è venuto. E quindi questo... La sceneggiatura è stata riscritta tipo dove lui resuscita. Sì, no, ho usato quella che c'era prima, ho fatto una cosa inutile. Però questo era un po' lo spirito, cioè queste 3 cose che vi ho detto sono state un po' lo spirito battagliero del film, molto basato su quello che succedeva. In questi 12 giorni uno è saltato perché è venuto un nubifragio, il torrente proprio in strada. Io ero aperto a dire, vabbè, se piove giriamo che piove. Ha distrutto tutto, cioè, praticamente, e quindi è stato un film così, molto all'arembaggio, rubato, proprio una bellissima esperienza. Grazie mille. Vi ho appena detto, non roviniamo questo momento. Infatti Vediamo sto sudando. vediamo. Allora, Ci siamo. siamo in chiusura, chiedo conferma. Chiediamo al regista. Siamo in chiusura. Allora, come ad ogni chiusura, Certo. noi facciamo l'usuale Ma l'ha già domanda. detto in realtà prima. Però la facciamo a tutti. Una rubrichetta. Esatto. Sì. Allora, partiamo con la formula. Opi, dammi una mano. Ok, certo. Allora, Se vi è piaciuto Non credo in niente, amerete Fallen Angels. uno. e questo è il suo take. E gli altri 2 agli altri. I prossimi film di Alessandro Marzullo. A film. Okay. Drop the bomb. You said Fallen Angels, yes? Yes. Chinkang Express. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Un applauso va anche a voi, quindi ce lo facciamo tipo tutti insieme. Quindi vai, l'ennesimo applauso. Ultimo applauso della serata, grazie mille. Se posso Sì, dire una cosa. esatto. Dillo tu. Cosa? Sì, che questa situazione è veramente per me inaspettata, per tutti noi, ed è bellissima, e quindi vale tanto, continuate a venire qui, invitate altre persone, perché quello che stanno facendo questi ragazzi è fantastico, quello che state facendo voi. Io da parte mia ho già invitato altri registi e che verranno sicuramente dato disponibilità, quindi può diventare veramente un bel punto di riferimento proprio a livello nazionale. Quindi veramente ho girato tutta l'Italia, abbiamo girato tutta l'Italia, non ho mai visto una situazione come questa. Che gaso!